Inizia a entrare nel vivo dell'azione la corsa alle regionali siciliane. Dei partiti iniziano a essere ufficiali i nominativi di quanti parteciperanno alla competizione elettorale. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, si è svolta in questi giorni la votazione interna per decidere chi saranno i candidati del partito al Parlamento regionale siciliano. Risultati alla mano, 62 sono i volti pentastellati che in Sicilia cercheranno di conquistarsi un posto in aula. Tra questi 6 emergono in rappresentanza della provincia di Agrigento. Stiamo parlando di Maria Bellavia, Rosalba Cimino, Salvatore Cinà, Fabrizio Lagaipa, Matteo Mangiacavallo e il favarese Giovanni Di Caro. Favara ha un suo rappresentante dunque. L'ingegnere Di Caro, dipendente comunale, ci riprova dopo il tentativo di 5 anni fa, che, nonostante l'ottimo successo, non era bastato per fargli conquistare la poltrona all'Ars. Non è un volto nuovo al movimento grillino, come non è un segreto la sua simpatia e la sua attiva collaborazione all'interno del panorama amministrativo favarese. Intanto domenica prossima verrà presentato a Palermo il candidato a 5 Stelle per la corsa alla presidenza della regione siciliana. A breve dunque si entrerà in piena campagna elettorale. Per il rinnovo del governo e dell'assemblea regionale si andrà a votare, ricordiamo, il prossimo 5 novembre.